Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Diffuse le cruente immagini dell'ultima sanguinosa lite di mercoledì mattina in pieno centro a Catania, fermato un 19enne straniero per tentato omicidio aggravato. Regione, si è dimesso l'assessore all'agricoltura Barbagallo, torna in giunta Luca Sammartino, sarà nominato lunedì dal presidente Schifani. Stop al genocidio, sì alla pace. A Catania il corteo per Gaza della CGIL, duro attacco di Landini a Netanyahu per l'affondo al governo italiano. Basta armi ad Israele, decida dove stare o diventa complice. Agricoltori pronti a protestare a bordo dei trattori se non arriveranno risposte alla crisi idrica, in gioco il futuro degli agrumeti e dell'intera economia del comprensorio. Si è insediato ieri il nuovo rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti. Primo obiettivo, fare restare i giovani in Sicilia. Calcio, notte da prima in classifica per il Palermo, rosanero vincono 2-0 al Barbera contro il Bari. Serie C, Catania in campo alle 17:30 contro il Sorrento. Toscano deve fare i conti con diverse assenze per infortunio. Appuntamento alle 17 su Telecolor con diretta stadio. Ancora buongiorno e ben trovati. Sono state diffuse le cruente immagini dell'ultima lite, l'ultimo accoltellamento di mercoledì mattina in pieno centro a Catania, nei pressi del Corso Sicilia. Per questo tentato omicidio è stato fermato un 19enne straniero, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Desiree Ferlito. Prima la tensione, una discussione animata, poi all'improvviso un violento scatto e una colluttazione. Sono le immagini diffuse dalla Polizia di Stato dell'accoltellamento di mercoledì in via Gambino a Catania, a pochi passi dal luogo dell'omicidio di Alessandro Indurre, il 40enne ucciso da un parcheggiatore extracomunitario. La Polizia di Stato ha fermato un 19enne straniero con l'accusa di tentato omicidio, tutto sotto gli occhi increduli di diversi passanti. A pochi metri, lo vedete dalle immagini, una signora anziana assiste inerme alla scena. I poliziotti della squadra mobile hanno recuperato alcune immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza e altre registrate da un passante. Dopo serrate ricerche, il giovane, sentendosi evidentemente braccato, si è recato nei pressi della questura, cercando di eludere le indagini, affermando di essere stato lui vittima di un'aggressione da parte di un connazionale con un coltello. Da un controllo eseguito nell'immediatezza, gli agenti invece accertavano che all'interno dello zaino che portava con sé erano contenuti gli indumenti indossati durante l'accoltellamento, ancora sporchi di sangue. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare in carcere presso un istituto di pena minorile nei confronti di 2 giovani ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate in concorso nei confronti di un cittadino del Bangladesh. La vicenda risale al marzo scorso, quando un venditore ambulante era stato brutalmente aggredito da una baby gang alla stazione ferroviaria di Trabia. La vittima, già affetta da disabilità, venne picchiata con calci e pugni al volto, riportando la frattura del setto nasale e la perdita di un dente. E torniamo alla vicenda dell'omicidio tra familiari, tutto partito da una lite, probabilmente per una villetta contesa. Dunque ci sarebbe questo dietro l'omicidio di un dipendente della farmacia. Per questo motivo rimane in carcere il cognato. Sentiamo. Resta in carcere Giuseppe Cangemi, l'operaio di 62 anni della RAP, accusato di aver ucciso il cognato Salvatore Gaglio, di 39, con 4 colpi di pistola sparatigli davanti all'ingresso dei magazzini della farmacia del Sacro Cuore in pieno centro città a Palermo lunedì scorso. Il GIP Lorenzo Chiaramonte ieri sera ha convalidato il fermo dell'uomo, reo confesso del delitto, ed ha respinto l'istanza dell'avvocato difensore Salvino Pantusso, che chiedeva il ricovero perché Cangemi sarebbe schizofrenico e non in grado di intendere e di volere al momento del delitto. Il GIP ha invece dato credito alla ricostruzione dell'accusa, secondo la quale Cangemi ha agito per questioni di interesse. Tutto sarebbe legato all'uso di un'abitazione nella quale vive l'assassino insieme alla moglie. La casa di via Nicolò Cervello alla Calza sarebbe però in comproprietà fra le sorelle Presti. Una è la moglie di Cangemi, l'assassino, l'altra la compagna di Gaglio, la vittima. Quest'ultima aveva deciso di disfarsi della sua quota donandola alle nipoti, ma senza avvertire la sorella. Ne sarebbe scaturita una lite lo scorso 6 di settembre fra le sorelle
Stelle, nella quale poi sarebbero intervenuti i mariti. Da qui, secondo l'accusa, la rabbia incontenibile che avrebbe indotto Cangemi a tendere un agguato a Gaglio e ucciderlo a colpi di pistola. Una ricostruzione respinta dalla difesa, tanto che l'avvocato Pantuso annuncia ricorso al Tribunale del riesame, anche sulla base della documentazione sanitaria che ha diagnosticato già 3 anni fa la schizofrenia dell'assassino. Un poliziotto ennese è morto in un incidente stradale ieri a Nicosia. Il 28enne Giuseppe Maggio stava percorrendo in moto contrada Santa Agrippina quando ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente. Agente della Polstrada, lavorava alla Dispoli in provincia di Roma. Era tornato a casa per la festa di Maria Santissima dell'Aiuto, alla quale era molto legato. Il prossimo autunno, dopo 5 anni, il Lazio sarebbe tornato nella sua Enna, dove per l'appunto aveva chiesto trasferimento. E cambiamo decisamente argomento, torna in giunta l'uomo forte della Lega catanese. Luca Sammartino infatti sarà nominato lunedì dal presidente Schifani, mentre ieri sono arrivate le dimissioni di Salvatore Barbagallo. Ma sentiamo Maglio Viola. Via al valzer delle sostituzioni nella giunta regionale di governo retta dal presidente Renato Schifani. L'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo ha presentato le dimissioni dall'incarico che saranno efficaci da lunedì 22. Il presidente della regione nel corso di un incontro a Palazzo d'Orleans ha espresso gratitudine al docente universitario per l'impegno e la dedizione dimostrati. Dalla Lega è un coro di ringraziamenti al professor Barbagallo per il lavoro svolto. Ma con le dimissioni si avvia il percorso per il ritorno in giunta di Luca Sammartino, l'ex vicepresidente della regione, il cui rientro sulla bocca di tutti da tempo. Da Palazzo filtra che il decreto di delega sarà adottato già lunedì stesso. Sammartino aveva lasciato la giunta dopo essere stato coinvolto in un'indagine per corruzione della procura di Catania, nell'ambito della quale gli venne comminata la sospensione dei pubblici uffici per 1 anno. Quella sospensione è ormai scaduta, ma si è atteso nella speranza che il processo penale potesse imboccare una strada precisa. Da Palazzo d'Orleans adesso si fa sapere che la politica non può aspettare i tempi della magistratura. La domanda che circola adesso è se le dimissioni e la sostituzione del leghista rappresentino l'avvio del giro di boa o se tutto si fermerà a un singolo cambio di delega in casa Lega. Radio Palazzo parla da un lato dell'eventualità di un ingresso in giunta di Annalisa Tardino, che lo stesso Schifani ha detto avere il profilo giusto per fare l'assessore. Questo risolverebbe a monte il conflitto sull'incarico di commissario all'autorità portuale. Dall'altra parte c'è invece una versione diversa dello stato delle cose, ovvero l'uscita di tutti i tecnici dalla giunta per fare spazio ai politici, ma questo dovrebbe avvenire solo alla fine dell'anno. Stop al genocidio e sì alla pace. Ieri a Catania il corteo per Gaza della CGIL, duro attacco di Landini che era in prima fila proprio al corteo, l'attacco a Netanyahu e l'affondo al governo italiano. Ma sentiamo il servizio. Stop al genocidio, sì alla pace. 1 migliaio di persone ha preso parte al corteo della CGIL per Gaza, partito da Piazza Università a Catania ed arrivato al Castello Orsino al grido di Palestina libera. Dietro al lungo striscione anche il leader nazionale della CGIL, Maurizio Landini, ed il segretario della CGIL Sicilia, Alfio Mannino. Tante le bandiere della CGIL, della Palestina, appunto della pace, di Amnesty International e di Legambiente. Catania ripudia la guerra e lo grida a gran voce. Duro l'attacco a Netanyahu e al suo governo in nome e per conto di una Palestina libera. Netanyahu e il suo governo vanno fermati e per farlo bisogna smetterla di mandargli armi, per farlo bisogna interrompere qualsiasi rapporto economico e commerciale, per farlo bisogna dare un segnale, riconoscere il diritto anche del popolo palestinese. E poi la frecciata al governo italiano. Che di fronte a quello che sta succedendo devi decidere dove stai. E se non dici al governo Netanyahu, come stanno facendo gli italiani, che si deve fermare e che le armi non gliele mandi più, invece gliele continuano a mandare, che i rapporti commerciali, qualsiasi altro rapporto lo sospendi, e tu in realtà diventi complice di quello che sta facendo, perché in realtà lui sta andando avanti. No alle armi, sì ai diritti e alla qualità della vita delle persone. Il leader della CGIL Landini, mattinata a Teci Castello, non ha usato giri di parole anche sulla situazione economica ed occupazionale della Sicilia, puntando il dito contro il governo e le sue politiche verso il Mezzogiorno. Agricoltori esasperati, pronti a marciare con i trattori se non arriveranno subito risposte alla crisi idrica. In gioco c'è il futuro degli agrumeti e dell'economia del comprensorio agrigentino. Andiamo anche a Ribera con il servizio di Davide Sardo.
La tensione è alta, pronti a scendere in piazza e a marciare con i trattori se non arriveranno risposte immediate. Non piove da aprile e gli agrumeti della Valle del Verdura sopravvivono a fatica. Le 2 irrigazioni estive hanno solo rimandato il peggio. Adesso il timore è perdere gran parte del raccolto, con conseguenze pesanti per l'intera economia locale. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, chiede almeno una fornitura ridotta di acqua, 200 metri cubi per ettaro. I sindaci della zona propongono di utilizzare gli invasi Fanaco e Leone, che contengono quasi 4 milioni di metri cubi. L'emergenza oggi è in agricoltura. Se non vogliamo condannare a morte l'economia di un intero territorio, dobbiamo fare qualsiasi sforzo perché nel più breve tempo possibile si possa ottenere una terza irrigazione di soccorso, ripeto, anche con volumi parziali. Lunedì pomeriggio a Palermo si riunirà la cabina di regia per l'emergenza idrica, con i sindaci in prima fila. Per gli agricoltori però è l'ultima chiamata. Senza soluzioni saranno pronti a scendere in strada. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per andare a conoscere meglio il nuovo rettore dell'Università di Catania che si è insediato ieri. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, si è insediato ieri il nuovo rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti. Il suo primo obiettivo sarà quello di fare rimanere i giovani in Sicilia. Eva Spampinato. L'emozione del primo giorno di scuola, siamo felici. Nessuna cerimonia formale, niente celebrazioni ufficiali, solo una colazione con scambio di sorrisi e strette di mano e poi subito si entra nel vivo del lavoro. Per il suo primo giorno da magnifico rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti ha scelto un insediamento sobrio, un profilo pratico e informale, con la scelta di annunciare i primi nomi dei delegati dei vari settori dell'Ateneo catanese. La professoressa Lina Scalisi è stata nominata prorettrice, il professor Giuseppe Speciale è il nuovo delegato alla didattica. L'elenco va avanti con le nomine e le firme dei documenti. Soprattutto perché vogliamo ulteriormente sviluppare le attività del nostro Ateneo per il nostro territorio e soprattutto per i nostri studenti, che sono la vera forza della nostra tradizione. Foti, docente di idraulica, guiderà per i prossimi 6 anni la più antica università di Sicilia, fondata nel 1434, tra le più storiche d'Italia, che deve guardare al futuro dei giovani. Vogliamo cambiare la narrazione che vede i nostri studenti obbligati ad andare fuori per trovare lavoro. Non crediamo sia assolutamente necessario, abbiamo rapporti con l'industria, abbiamo rapporti con Confindustria. Il rettore chiede inoltre uno sforzo di rispetto e collaborazione a tutto il territorio perché la convivenza con le sedi universitarie possa essere serena. Recentemente a Benedettini abbiamo avuto diversi furti che hanno prodotto oltre 200.000 euro di danni e chiaramente questo impatta sulla efficacia della didattica nei prossimi giorni. A Ragusa, Ibla, palazzi e giardini si aprono all'arte internazionale. Torna il Ragusa Photo Festival, la rassegna di fotografia contemporanea che quest'anno invita il pubblico a guardarsi dentro, esplorando il tema dell'interiorità. Veronica Barbarino. Un intero quartiere che diventa una galleria d'arte a cielo aperto. Ragusa Ibla, cuore barocco della città, accoglie il Ragusa Photo Festival, la rassegna che unisce i linguaggi della fotografia d'autore alla bellezza senza tempo della Sicilia del Sud-Est. Oltre 15 mostre diffuse tra palazzi storici e il giardino ebleo per raccontare con un nuovo sguardo il mondo. Per la 13ª edizione abbiamo deciso di fotografare l'interiorità. Cosa vuol dire? La fotografia è un mezzo di impatto veloce, quindi in un mondo in cui si evidenzia soltanto l'apparire, abbiamo scelto di dedicare i nostri progetti fotografici alla interiorità, alla ricerca di se stessi. L'interiorità raccontata attraverso la religione, la moda, la televisione, il corpo. La fotografia quindi non solo come immagine, ma come strumento di riflessione. Maria Lax, Jessica Bacaus, Cristina Vatielli, Alessia Rollo, Stefano De Luigi, che ci racconta proprio le immagini televisive come dagli anni 90 hanno iniziato a rivoluzionare l'apparenza.
Le loro opere invitano a ridare centralità all'identità interiore dell'uomo, soffermandosi sull'ascolto e l'accoglienza per contrastare la solitudine e il vuoto esistenziale. Le mostre sono visitabili fino al 28 settembre. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Inizieremo con la bella vittoria di ieri del Palermo contro il Bari.